posti noi non ne abbiamo, lo sfido a venire a vedere per esempio Noventa Padovana, dopodiché bisogna anche finirla di minacciare i sindaci dicendo che se non facciamo l'accoglienza diffusa vi facciamo una tendopoli. Allora, se questo è la leale collaborazione tra istituzioni, mi sa che avremo un atteggiamento abbastanza ruvido nei confronti di Sua Eccellenza. Franco e diretto, non retrocede di un passo Marcello Bano, sindaco di Noventa Padovana, che ribadisce punto su punto il no all'accoglienza di migranti sul suo territorio. Se da Noventa Padovana arriva un no, ad Agna, che ancora vive l'incubo dei grandi hub di San Siro di Bagnoli e di Conetta, il Consiglio Comunale ha approvato una delibera a maggioranza dei presenti. Già nel 2015, 2016, insomma 2017, 18, 19, insomma gli anni scorsi, quando avevamo il problema dei due hub di Conetta e San Siro, ci eravamo espressi. Per quanto ci riguarda ci riteniamo riteniamo di aver già assolta la nostra parte e di aver già dato in sostanza, perché il nostro territorio sta comunque accogliendo ad oggi dei migranti minori. I minori ospiti ad Agna di una struttura gestita da una cooperativa sono 23, ribadisce il sindaco Piva, che di caserme e grandi hub non vuole sentirne parlare. A Padova intanto il sindaco Saggio Giordani, che in emergenza ha aperto le palestre di 2 scuole, la Media Falconetto e l'Istituto Agrario San Benedetto da Norcia, aspetta lo spostamento dei migranti per avviare la sanificazione in vista dell'inizio della scuola e su eventuali posti. Abbiamo 150 nel SAI, abbiamo minori accompagnati, non abbiamo più uno spazio, abbiamo dato all'ostello, non abbiamo più spazio. Quando arrivano dove li mettiamo? Critico da subito sull'apertura delle palestre Marcello Bano. È stata una tragedia, che l'ho detto fin dall'inizio, ma come si può risolvere il problema mettendo delle persone come pacchi, facendo delle tendopoli all'interno delle palestre a 3 settimane, adesso ne manca 1 e mezza all'apertura dell'anno scolastico. Era un sistema completamente sbagliato, che io lo dicevo, il mio partito lo diceva, mi spiace ma il sindaco di Padova ci è caduto e questi sono i risultati. E allora l'orizzonte che cosa vede, sindaco? Il prefetto deve fare il prefetto, ha delle caserme, li accolga là, faccia il CPR, i centri per i respingimenti, li identifichi, non li faccia uscire, dopodiché qualora siano riconosciuti come richiedenti asilo, a quel punto se ne discute.